Buon pomeriggio a tutti dall'Arcoveggio. La prima corsa del pomeriggio è riservata ai gentleman del trofeo Croce Rossa Italiana. Sono in 7 cavalli alla via, cavalli anziani di categoria F. Numero 1 Tressi Stefano Mason, 2 Uragano Spritz Michela Rossi, 3 Valdest Jessica Pompa, 4 T42 Font Andrea Venezia, 5 Aragonnal Fulvio Gallo, 6 Zasta Vadaghi Giovanni Ghirardini, in seconda fila 7 Asia LL Roberto Tommasini. E allineamento completato, si ritrae dal 6 Zasta Vadaghi e si parte con gran lotta per il comando, con Valdest che cerca di scavalcare Uragano Spritz e ci riesce. E allora Valdest al comando nei confronti di Tracy, al largo T42 Font, poi ancora Aragon Nal, cerca di parcheggiare terza posizione Uragano Spritz ma non ci riesce per l'inserimento di Asia LL. Valdest rimane così a condurre nei confronti di Tracy, di fuori scoperto T42 Font che cerca e potrebbe anche trovare posto in terza posizione avanti ad Aragon Nal, parcheggio che avviene in questo istante con Valdest che completa il primo quarto di gara in 28,9, bella accesa in avanti la figlia di Classic Photo che guadagna margine nei confronti di Tracy che la segue a debita distanza, poi T42 Font, Aragon Nal, Asia LL, Zasta Vadaghi e quindi Uragano Spritz a completare la fila indiana dopo 600 metri, passati comunque sul piede dell'1,15 abbondante, con Valdest che continua a guidare a buon ritmo, Tracy che piano piano cerca di rifarsi sotto, il giro in 1,1,3, una frazione 32,4, ora comoda. Tracy sempre in seconda posizione avanti a T42 Font, quindi Aragonnal, Asia LL, ancora Zasta Vadaghi e Uragano Spritz. Il primo chilometro della leader se ne va in 1,17,3 con una frazione in 16 per la curva di destra. In vantaggio Valdest nei confronti di Tracy, muove al largo ora Asia LL che scavalca Aragonnal e si porta in quarta posizione. Sempre alle spalle di T42 Font, la dritta opposta alle tribune, passata in 15,2 in accelerazione, Valdest in vantaggio, Tracy seconda, Asia LL che va al largo e cerca di passare terza su T42 Font, da dietro non si viene avanti, Valdest è ancora in vantaggio a 250 metri dalla conclusione, entra in retta d'arrivo con un paio di lunghezze nei confronti del resto degli avversari, 15,3 per la piegata conclusiva, Valdest in vantaggio, inseguita da Tracy, da Asia LL, da T42 Font che si butta in open stretch, Valdest viene a concludere facilissima vincitrice nei confronti di Asia LL che dovrebbe aver salvato il secondo da T42 Font che finisce forti dentro. 29,7 la chiusa, 1,16 il ragguaglio cronometrico per il coast to coast di Valdest, Jessica Pompa, Adrian Gioni e Jessica Pompa ai colori della figlia di Classic Photo che si impone in facile percorso di testa, la discesa di categoria era evidente, trova in breve la testa e così può gestire parziale piacimento. Seconda è Asia LL, terzo posto per T42 Font, 3, 4, 7, l'ordine d'arrivo molto probabile della 3, 7, 4, l'ordine d'arrivo molto probabile della prima corsa dall'Arcoveggio.